itinerario nel nord-ovest della Sardegna, tra Sassari e Alghero, alla scoperta di una presenza ebraica che affonda le radici in tempi antichissimi. I primi ebrei arrivarono probabilmente al seguito dei mercanti fenici che costituivano delle colonie nelle zone costiere della Sardegna. Sappiamo che con le guerre giudaiche molti prigionieri erano stati trasportati a Roma come schiavi nelle latifondi e nelle miniere di cui l'isola era ricca. I cronisti romani ci parlano di 4.000 giovani ebrei strappati letteralmente dalla comunità israelita di Roma per essere arruolati e relegati in Sardegna per combattere il banditismo. Una storia suggestiva che dall'età antica fino al XV secolo ha visto convivere la minoranza ebraica con il popolo sardo, un intreccio che vede l'apice durante il Medioevo con l'arrivo di famiglie di diversa provenienza. Nel Medioevo arrivarono dei mercanti ebrei nelle città che erano sotto l'influenza delle repubbliche marinarie di Genova e di Pisa e loro costituirono dei primi nuclei a cui poi si sovrapposero quelli che arrivarono invece dopo la conquista catalano-aragonese. Sarà proprio la conquista spagnola, nei primi decenni del Trecento, a dare il maggior impulso allo sviluppo dell'ebraismo in Sardegna. È così che sorgono le juderias, i quartieri ebraici, luoghi di libera residenza, non chiusi come i ghetti, dove gli ebrei si stabilirono in gran numero. A metà del 1300, ad essi si aggiunsero anche ebrei in fuga dal sud della Francia, infiammata dalle persecuzioni. Adesso siamo al centro della giuderia sassarese e agli ebrei sassaresi era stata concessa una zona tra Porta Nuova e Porta Uzzeri da abitare. In questi vicoli c'era tutto un pullulare di attività, artigiani, mercanti, piccoli commercianti, i quali esercitavano i loro mestieri, ma non erano soltanto questi i mestieri loro, erano anche medici, erano uomini istruiti, insegnanti, macellai, calzolai, avevano le loro scuole, avevano le loro sinagoghe, avevano un loro tribunale. Costruita nel 1383, la sinagoga di Sassari, di cui oggi non rimane traccia, probabilmente sorgeva nell'area un tempo dedicata all'oratorio di Santa Croce, attualmente occupata dal seminario vescovile e dall'auditorium dedicato a Giovanni Paolo II, una zona circondata da via Maddalena e dall'antica via Macao. Ma testimonianze concrete della presenza ebraica a Sassari sono custodite nel museo archeologico della città. Nel museo Sanna di Sassari abbiamo per esempio delle lapidi funerarie in marmo con delle iscrizioni. Una riguarda un certo Aniano, nipote del capo della sinagoga, e un'altra Gaudiosa, una piccola bambina di più o meno 3 anni. È commovente questa iscrizione, perché si vede tutto l'affetto dei genitori che la ricordano e dicono tanti particolari. Poi abbiamo ancora, sempre nel Museo Sanna, delle lampade ebraiche con delle menorah, un sigillo sempre con delle menorah, queste provengono da Porto Torres. Il nostro itinerario prosegue verso la costa, ad Alghero, capitale della lingua catalana in Sardegna, e tra i più importanti insediamenti della dominazione spagnola. Qui sono stati fatti degli importanti scavi archeologici alla fine degli anni 90 da un'equipe guidata da Marco Milanese. In uno spazio qua vicino, nella piazza di Santa Croce, sono stati trovati dei resti probabilmente riferibili alla sinagoga. È ancora in studio il problema, con dei gradini tagliati nella roccia che potevano scendere nel bagno rituale che gli ebrei avevano nella sinagoga. La difficoltà sta che le sinagoghe ebraiche, anche quelle di Alghero e della Sardegna, per nascondere in qualche modo questa attività, erano delle case normali con delle sale che erano dedite alla attività di scuola o attività invece religiose. Sono stati trovati i resti delle case nella zona vicina al porto dove ci troviamo in questo momento. Erano case con dei cortili, o meglio dei giardini. Gli ebrei erano molto operosi, anche erano delle persone molto attive e facevano tutti i mestieri, dal medico al falegname al fabbro, tutti i mestieri appunto dell'artigianato e non solo. Tra le famiglie più in vista spiccano i Carcassona,
il loro bel palazzo del XV secolo, ne racconta ancora oggi il prestigio. Carcassona di Alghero ospitavano nella loro casa e nel loro palazzetto i viceré e tutti quanti gli amministratori regi che erano di passaggio per Alghero. Uno dei ritrovamenti più sorprendenti avvenuti ad Alghero è quello di una antichissima ketubah risalente al 1456, oggi custodita nella biblioteca di Sassari. Sarebbe un contratto di matrimonio tra il rampollo della famiglia Carcassona, si chiamava Solomon, figlio di Zarche di Carcassona, con Bella del Fumeruana. Questo contratto di matrimonio era una pergamena che si è salvata dalla razzia degli oggetti di pertinenza ebraica, perché era stato riutilizzato, riciclato praticamente come risvolto della copertina di un libro. Le vicende della famiglia Carcassona sono emblematiche del destino degli ebrei in Sardegna. Nel 1492, infatti, con gli editti dei re cattolici Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona, gli ebrei vengono espulsi dalla Spagna e da tutti i suoi domini, Sardegna incluse. Alcuni di loro, come il Ninde Carcassona, preferì non abiurare alla propria religione e partire in esilio. Altri invece, come conversos, mantennero i loro beni e acquistarono degli incarichi importantissimi anche a livello ecclesiastico. Ma la scoperta più importante avvenuta durante gli scavi di Alghero è quella di un pozzo contenente molti oggetti appartenenti alla quotidianità della comunità ebraica, prima che ne venissero cancellate le tracce. Molte case sono state demolite, c'è stata probabilmente un tentativo anche di cancellare la memoria, e quindi dopo appunto l'abbandono di questi spazi da parte degli ebrei troviamo comunque in questo pozzo uno spaccato molto interessante della vita quotidiana. Quindi abbiamo trovato oggetti anche in legno, dei giocattoli che i bambini ebrei usavano nella vita quotidiana, come le trottole per esempio, come dei fischietti, anche degli scacchi che usavano gli adulti. Pur di non convertirsi, la grande maggioranza degli ebrei accettò l'esilio. Altri si convertirono solo formalmente, continuando a mantenere in segreto le tradizioni ebraiche, dando vita anche in Sardegna al fenomeno del marranesimo. La vicenda ebraica è ancora avvertita dai sardi come parte integrante della loro storia e ad Alghero, una torre del Cinquecento, viene chiamata tutt'oggi Torre degli Ebrei, simbolo di una presenza mai dimenticata.